Amici di Directa Sport, benvenuti al Paladante di Sesto, in palio punti pesanti nel recupero della 17ª giornata del campionato di Serie A2 Girone A di calcio a 5. Il Città di Sesto ospita il Bubi Merano, anche oggi tra i pali del Città di Sesto per l'infortunio. La mura atterrato, stavolta non c'è fallo, possibilità di contropiede, la risposta di Ezzi poi sulla respinta e l'autogol di Asquer, immediato il vantaggio del Merano, che può ancora andare a cercare la conclusione con il sinistro. C'è la parata di Niz, che va a cercare Dall'Onder, che controlla la conclusione, la parata tra l'altro era anche in vantaggio il Merano e si è fatta recuperare. Osian ancora a incrociare con il sinistro, ancora la risposta di Niz. Beregula che lotta, prova a girarsi, riesce anche a concludere dopo il contatto. Il Merano che ha riconquistato palle può andare in contropiede con Mustafa, va a cercare Beregula e 2-0 per il Merano, ancora in contropiede. Asquer finta tiro, poi si torna da Osian che si libera per il destro, palla alta, una rimessa laterale in zona offensiva, battuta da Epp, il tiro di Ruggiu con la palla che passa e finisce in rete, accorcia le distanze. Caverzan per Udak, poi palla a cercare Vanin, c'è il recupero di Osian che può andare ancora da Ruggiu, che sul secondo palo non fa 2-2. Subito l'occasione per il capitano, in qualche difficoltà a controllare questo pallone, alla fine lo perde. Possibilità di 3 contro 1 e alla fine arriva il 3-1 con Udak per Dall'Onder, che può andare con il sinistro, botta centrale. Mura, bella palla per il sinistro al volo di Asquer, Dall'Onder. Osian col sinistro, stavolta non incrocia bene, scambia con Mustafa, vediamo se va con il destro. Sì, Ezzi ci mette la mano e dice no alla possibile quarto gol del Merano. Numero 10, serie di finte, alla fine con il sinistro, traversa clamorosa quella di Osian per Ruggiu, sinistro. In questa serie di occasioni Dall'Onder si gira e ancora Niz a negare la rete. Palla per Osian, destro alto, con una parata a croce. Attenzione Ruggiu, sinistro, non la trattiene ancora Ganzetti. Palla alta, palla per il sinistro al volo di Ruggiu, il palo con la complicità di Niz. Ancora Manzoni, Mustafa. Mura, attenzione su questo intercetto, che bella palla per Dall'Onder che vuole il tacco, poi Epp con il sinistro. Mustafa va a chiudere ed esultare come se fosse un gol per il sinistro al volo di Asquer. La colpisce bene ma non trova ancora lo specchio. Epp che chiama a raccolta i suoi per questa contropiede. Dall'Onder con il destro ancora Martin Niz a dire di no. Palla battuta adesso, Dall'Onder la riapre su calcio d'angolo, battuta dalla destra da Epp, si gira il pivot brasiliano. Andare da Dall'Onder, vediamo se scambia, sì, con Asquer, pallone all'indietro. Udak, Caverzan, Udak nel primo tempo. Ezzi a cercare Ganzetti che prova a fare lo stesso lavoro di Dall'Onder, palla per Mura. Di rimpalli Vanin, fermato. Qui Ruggiu controlla con il petto, pallonetto, Ruggiu! 3-3! Luca Ruggiu! Un gol fantastico quello del capitano del Città di Sesto. Si può ripartire, viene cercato Beregula, palla per Mustafa che sfiora subito il 4-3 con questa combinazione con il suo pivot. Mustafa. Tocco all'indietro, Caverzan forte. Osian per Dall'Onder con il tacco per Osian. Osian fuori. Osian è il numero 12, qui intanto innesca ancora il sinistro al volo di Asquer. Può andare Osian all'1 contro 1 con Manzoni, lo sfida al duello, serie di finte, il sinistro e poi il tocco sulla linea. Osian per Dall'Onder, palla di ritorno per Ruggiu, incrocio dei pali. Può andare all'1 contro 1 con Manzoni. Osian, sinistro fuori. Questo tiro libero, va Dall'Onder, il sinistro e il gol di Alexander Dall'Onder.
3-4, Merano 3, la ribalta. Eccola qui la palla adesso imbucata sul secondo palo, Ruggiu allontana ed evita quello che sarebbe stato un altro autogol per il Città di Sesto. Su questa, per il portiere in movimento per liberare al tiro lo stesso numero 12, anzi si torna in mezzo e poi Caversan la toglie dalla linea, Ruggiu. Ancora il giro palla del Merano, Mustafov dall'Onder la sporca, ancora dall'Onder a porta vuota, Alexander Dall'Onder, tripletta. Ultimi 10 secondi, Beregola in tiro dalla distanza, palla che finisce fuori, 5 secondi a separare il Città di Sesto dal terzo posto. Il lancio di Ezzi che per poco non beffa, ma finisce così. Il Città di Sesto conquista i 3 punti, aggancia al terzo posto il Città di Asti. Tripletta di Alexander Dall'Onder, doppietta anche di Luca Ruggiu.